Io penso che qualsiasi genitore, qualsiasi papà, come lo sono anch'io, avrebbe fatto quello che ho provato a fare io. Medico dermatologo al San Camillo di Treviso e padre di famiglia, Michele Pagliaro, romano di origine, è stato protagonista di un salvataggio incredibile sulle piste trentine di Brentonico. Tutto avviene in pochi attimi, non appena sale su questa seggiovia accanto a un bambino veronese di 6 anni. Il bambino di 6 anni, una volta che si è seduto sulla seggiovia da 4 posti, dopo aver chiuso la barra di protezione, è scivolato sotto e mi è venuto spontaneamente di afferrarlo per il bavero. In quel momento chiaramente ho cercato anche di allertare le seggiovie gridando, purtroppo non sono riusciti a sentire, allora ho detto dentro di me, non so come, però mi è venuto da pensare al fatto che bisognava tutelare al massimo la vita del bambino. Pagliaro a questo punto fa appello alle sue migliori energie, per 4 interminabili minuti lo trattiene per il bavero della giacca. Quindi ho cercato di tenerlo il più possibile finché non arrivavo al punto più basso, perché ho detto lo lascerò nel punto più basso dove siamo pochi metri, male che va, avrà una frattura, avrà qualcosa e così è andata, piuttosto che tenerlo fino a su non ce l'avrei fatta. Nel frattempo l'uomo continua a urlare e finalmente qualcuno si accorge di quello che sta succedendo in seggiovia. Poi fortunatamente urlando, e si sente anche dalla voce che ancora purtroppo sono un po' afono, mi hanno sentito dei maestri di sci, quindi nel punto più basso loro si sono avvicinati, io l'ho tenuto e l'ho mollato, in modo tale che poi loro gli hanno fatto con le schiene da cuscinetto. La caduta viene così attutita, immediati soccorsi con il bambino che viene portato in elicottero al Santa Chiara di Trento, dove gli viene riscontrata una frattura alla tibia e al perone sinistri. A Pagliaro arriva il grazie dei genitori del bimbo e appena diffusa la notizia le congratulazioni dei colleghi del San Camillo, resta un'emozione fortissima. Ancora sono emozionato per la cosa perché sinceramente non ho neanche dormito stanotte, perché comunque dentro ti dà un senso indescrivibile di contentezza e di appagamento.